Allora, professore, siamo a fuori rotta, un detto su fuori rotta. A Fuorigrotta abbiamo un riferimento ben preciso. Fuori della grotta significava anche fuori di Napoli. Fuorigrotta era un villaggio di Napoli, un villaggio agricolo che adesso è diventato ben altro, come tutti sappiamo. Ma l'illuminazione stradale, l'illuminazione a gas arrivava fino a qua. L'ultimo lampione a gas a Fuorigrotta portava il numero 6666, che nella fantasia dei napoletani aveva un significato particolare. Quindi dire a qualcuno sì, l'ultimo lampione Fuorigrotta significava dire sei l'ultima persona che ha voce in capito, l'ultimo che può parlare. Questo era il significato, dove l'ultimo è un termine chiaramente che si riferisce a tutti coloro che hanno un ruolo subalterno, e a Napoli purtroppo ce ne stavano parecchi. E quindi questa illuminazione a gas, se non erro, è stata la prima in Italia a essere così, Napoli, insomma, illuminata a gas. Sì, questo era uno dei primati di Napoli, è importante per dire che comunque però questa illuminazione terminava dove cominciava quello che era il mondo agricolo fuori di Napoli. Fuorigrotta si chiama così, chiariamo anche questo termine perché c'era questo tunnel che portava a Fuorigrotta, ma perché c'era un esempio molto più antico che era la grotta di Cocceio Nerva, che si collegava a questa zona che portava verso Agnano e Roma. È l'ultimo lampione fuori rotta, c'è qualche regola particolare napoletana, di lingua napoletana che possiamo, diciamo, trovare in questo proverbio? Beh, diciamo che c'è una caratteristica più di tipo lessicale. Ultimo diventa quasi sempre urdm, cioè la R a posto della L e la D a posto della T sono una costante nel napoletano, e quindi lo troviamo in molti proverbi, in molti modi di dire, oltre che ovviamente nel linguaggio comune. E si scrive urdemo. Sì, difatti ricordiamoci che le vocali interne, anche quelle finali, vanno sempre scritte. Evitiamo di mettere diciamo apostrofi o cose che non c'entrano niente. Le vocali, anche quelle semimute, vanno sempre scritte, quindi urdemo. E Fuorigrotta perché anche il fuori diventa in napoletano for. Fuorigrotta, la G quindi sparisce e quindi diventa Fuorigrotta, quindi siamo nel quartiere Fuorigrotta. Quindi quando parliamo in napoletano non si pronuncia l'ultima vocale, però quando scriviamo c'è sempre. Sì, assolutamente sì, dobbiamo sempre indicare la vocale finale, che in genere è quella corrispondente all'italiano, al latino originario, ma va sempre messa. Da Aldo e dal Professore Hermes. per Itinerari di Napoli, al prossimo detto.